Concorso consiste nel presentare un piatto da parte di una squadra, di un team, che deve essere composto da un'azienda di ristorazione o un agriturismo e un'azienda agricola o trasformatrice artigiana di prodotti alimentari, agroalimentari tipici della zona. È stato stilato un regolamento all'interno del quale vi è un elenco, un paniere di prodotti tra cui scegliere per la composizione del piatto. I prodotti scelti all'interno del paniere devono essere molto significativi nella composizione del piatto stesso, che può essere un primo, un secondo o un dessert accompagnati da una bevanda. Non si tratta quindi di un menù, ma di un piatto scelto dal team stesso. Nella domanda di ammissione al concorso deve essere identificato il titolo, la ricetta del piatto e i componenti principali dello stesso, nonché i componenti del team. Valorizzare la tradizione senz'altro è un consiglio che sta alla base della natura del concorso stesso. Reinventare anche il piatto sulla base di quelli che sono i prodotti tipici del territorio, in modo da favorire la filiera agroalimentare, ma anche lo storytelling che il ristoratore e l'agriturismo con cui può presentare il piatto ai propri clienti e dare anche una veste nuova a quello che può essere la promozione di un turismo che apprezza le qualità e le caratteristiche delle nostre imprese del settore agroalimentare. In palio abbiamo ovviamente la partecipazione alla gara nazionale in concorso con le altre riserve della biosfera che partecipano al concorso e comunque una premiazione che consiste in una partecipazione a un corso presso una scuola internazionale di cucina Alma di Colorno, provincia di Parma, che sarà anche la sede della disputa finale che eleggerà il vincitore italiano di questo concorso. Certamente noi siamo stati riconosciuti riserva della biosfera, quindi tutte le nostre ricchezze vanno promosse, esaltate come meritano e le nostre imprese vanno potenziate e sorrette nel valorizzare tutti quelli che sono i nostri tesori del territorio, tra cui appunto la cucina e le produzioni agroalimentari.